E venne il dì della Passione d'Italia. Il fante dell'Isonzo e del Carso fu costretto ad abbandonare le trincee ove aveva gloriosamente combattuto per 30 mesi durissime e sanguinose battaglie. Lacero e stanco per le marce forzate, gli apparve l'immagine del Cristo incoronato di spine e grondante di sangue, che accompagnò il soldato fra disagi e sofferenze, fra lacrime e pianti di madri, di spose, di bimbi e di vecchi, fuggiaschi, fino alla sponda sinistra del Piave. Qui il fante dell'Isonzo e del Carso, estenuato dalla fatica, stava per cadere, quando la mano di Cristo lo sorresse e gli additò una luce. L'anziano fante, erettosi, guardò innanzi e vide in quella luce l'immagine della Madonna, vestita di blu, che dalla riva destra del Piave accompagnava per mano un giovinetto, in grigio verde, armato di fucile e di elmetto. Il Cristo e della Madonna sorrisero e scomparvero. Allora l'anziano combattente dell'Isonzo e del Carso, benedetto dal popolo implorante, la mano al ragazzo diciottenne strinse e insieme fecero giuramento di combattere per la salvezza della patria. E l'Italia fu salva.